I volantini denigratori sono stati distribuiti sulle strade dell'altopiano da un uomo mascherato che si sarebbe mosso in bicicletta nella notte tra sabato e domenica, approfittando delle luci abbassate o addirittura spente per la notte nera. Un attacco al sindaco di Roana, Elisabetta Magnabosco, che alle 14 di domenica si è presentata alla stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia. Ci sono delle indagini in corso, il fatto che sia un uomo mascherato io l'ho appreso solamente da un blogger e quindi non è ancora stato appurato. I volantini sono stati distribuiti sul territorio di Asiago, sul territorio di Roana. L'effetto che fa sono due le problematiche, o il gesto di un folle oppure potrebbe essere un attacco al nostro operato. Offese e aggettivi denigratori contro il sindaco sono stati messi nero su bianco su una sorta di epigrafe scritta a computer. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona. Il sindaco non ha alcuna intenzione di farsi intimidire. Questo per noi è un motivo in più invece per continuare a lavorare in questo modo, per continuare a fare il bene esclusivo dei nostri cittadini. Noi abbiamo cercato di parlare di altopiani, abbiamo cercato di portare avanti tanti principi, tanti interventi, tante occasioni che da tempo erano dimenticate.